Dopo l'avvio dei lavori nel 2017, sta già prendendo concretamente forma l'ambiziosa pista ciclopedonale lungo via Pordelio a Cavallino Treporti, che con la sua spettacolare vista sulla laguna nord di Venezia punta ad affermarsi, una volta ultimata, come la più spettacolare d'Europa. Stiamo lavorando sodo per cercare di aprire il primo tratto prima dell'estate del 2021. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di dimezzare i tempi di realizzazione previsti. È un obiettivo importante perché è un'opera importante, unica, ma è anche la soluzione dei problemi di mobilità, ma anche una prospettiva futura. Con questa nuova infrastruttura dal costo di quasi 13 milioni di euro e che vanta ben 7 km di percorso, di cui quasi 5 a sbalzo sulla laguna di Venezia, patrimonio UNESCO e meta ambita dai turisti di tutto il mondo, Cavallino Treporti punta a garantire una mobilità ancora più sicura e sostenibile, grazie a un intervento di riqualificazione importante che si lega alla natura e all'ambiente circostante. Per noi è fondamentale, è un'opera che garantisce un'arteria alternativa a via Fausta, una mobilità di via Pordelio sicura, sicurezza per i nostri cittadini e ovviamente sicurezza anche per i nostri ospiti. Il nostro territorio si arricchisce di un'altra opera molto importante che è questa pista ciclabile. Oggi le piste ciclabili non sono solo un oggetto di moda, ma sono un sistema molto eco-friendly per rendere più usufruibile il territorio. Questa chiaramente è una pista ciclabile che farà la differenza assoluta perché è bella da morire. Un'opera unica inserita in un contesto naturalistico ed ambientale unico. Noi siamo prima di tutto un territorio green, un territorio naturale che punta alla sostenibilità e quindi anche le nostre opere devono essere in sintonia con questo principio che è un principio di vita, di vivere il territorio. Il nostro obiettivo è di arrivare con un altro progetto al faro Pagoda, al faro di Punta Sabbioni, proprio per completare tutto il waterfront. Le piste ciclabili del nostro territorio oggi sono circa una cinquantina di chilometri e noi vogliamo continuare a implementare questa importante struttura.